Mi chiamo Michele Della Giustina e sono un liutaio e faccio questo mestiere da 30 anni. Io ero studente di conservatorio di chitarra classica e sono andato da un liutaio a comprare una chitarra per me. E entrando in quel laboratorio è stata un po' come una rivelazione, perché ho visto coniugarsi un po' la mia passione per la musica e la mia passione per il lavoro del legno. Quell'incontro in quel momento è stata forse la scintilla che mi ha fatto pensare che la liuteria potesse essere la mia professione futura. Ho cominciato a costruire, a commettere degli errori e poi a migliorarli e poi piano piano negli anni è diventata la mia professione. Tu dedichi tutte le tue energie nell'acquisire tutto quello che fa parte di quel mondo e quindi le tecniche, i legni, i grandi maestri del passato che possono essere un grande riferimento per te. Il liutaio segue la costruzione di una chitarra in tutte le sue fasi, dall'iniziale scelta del materiale, dei legni, fino agli ultimi tocchi di vernice e il settaggio finale dello strumento. In un ideale percorso artistico che inizia dal compositore che ha scritto il brano all'esecutore che lo eseguirà per un pubblico che ascolta, io offro appunto all'esecutore lo strumento, come dice appunto la parola strumento musicale, lo strumento per poter esprimersi e quindi veicolare l'idea che è nata dal compositore.